waxaad dhegeysanayseen barnaamijkii bandhiga raadiyaha waxaana inala socodsiinayay cali sheekh axmed caraale dhegeystayaal markan haatana waxa aad kusoo dhawaataan ogeysiisiyey ee wixii maanta na soo gaaray gardaroy godkaagii ma lagugu soo galay war waad la magac baxday gardaroy godkaagii ma lagugu soo galay ha yeeshee indhihii murtidu weli ma daayeen dhankay doonayeen anaa kuu soo qaban doonaa waxa weeyaan kooxdii hobolada horseed oo kusoo diyaar gareeyay riwaayada iyada ee magaceegu yahay gardaroy godkaagii ma lagugu soo galay horaan u nidhi horaan usoo taabanoon lahayn qarnigan gumaysigii jabhadaa qasayeen coo kastoo gumaysi ha ku quusto qisadan murtida abwaanada horseed ee 77 bal maqal hadaba dhankii codadka aan ku soo qabto oo yaan ku soo qabtaa alla ilaahay looma kala harin riwaayadana waxa weeyaan hobaladii Zahra waa Zahra Siyad u dhagan group ana qoygoye dhankii majaajilada walaacda riwaayadan la yaabi doona gardaro miyaan ku maya aan ku soo qabto bal hadda waxa weeyaan majaajilada Yusuf Maradon iyo Zahra Ilkacas iyo Musa Cabdi waa ka wane majaajiladii haye abaar haysto qof noolo oogadiisa cunayo hadii uu ka yiraahdana awoodii u xanaaqo ku adkeeyo qaniyo ma taqaan odayo maba jooga adduunka taa hadaan ahayna awr la soo raray weey irgitno adoon tamaraysano adduunkiisii laga qaaday oo aabihii kii dilay ajashiisa lahaa yarkii oo ku ogsoon haddana aabay dhahay ma taqaan odayo waa naag haysta ilmo mid kale aaya dumaalay irgitno marka aarka libaax orad iyo boodaba diiday hilbihiisa urushee irgi banaan fadhiistay soo cadeeyay indhaa ma taqaan odayo waa markii dad ilmo iyo kuwan aad u aqoon intay soo eriyaan afar geed ka baxshaan hunatno ishi hadda waad garan weyda gadaal baad ku ogaan maxaa gadaal ogaan wasaata qusha shabaariya wisha kima anigu waan jidhidhoonaya adiguna waad la jidhidhoontan dahayeesho waxa weeyaan golaha murtida iyo madadaalada National Theatre miyaan dhahdaa adaa garan doona walle la kala yaab badan markan iyo haatan waxa weeyaan dhankii codadka markan ku soo qabto waxa weeyaan Axmed Nuur Jaango gardaroy godkaagiyo gurigaad ku noolay ma lagugu soo galay gogoshaad ku jiiftiyo ma kugu gubatay maradii galayus ma ka baxay warlaa waa qisadii la sugayay ee Soomaaliya dhan sugaysay waray dhankii majaajilada miyaan hadli karaa may aan ku soo qabto waxa weeyaan yaan u sheegaa waxa weeyaan Xasan Gabiye habarta riwaayada ayuu ku jiri doonaa laakiinse bal gabdhaha waxa ka sii daran Siraad Cabdille majaajiladii in kala waay naagaaday basor hooyo waa maxay waxaan waxaad sheegaysaa hooyo waxaan nimanka waagu waa maxay codkii tolmona miyaan ku soo qabtaa alla ilaa waxa weeyaan hobaladii Hawa Sharif adiga iyo maqalkeedii waato kayaga galbeedo dadka kaba dhaxayside ku dhasho kadib sugahaya ku dhasho kadib sugahaya Yasin Ahmed Dikfer maqal انت horta laga raro gelinaanka ololo inta horta laga raro gelinaanka ololo haddii aanan ka erin oosan o dhan waatay codadka maqashay haddaba riwaayadan halku dhagaygu yahay magaceegan ku soo qabtaa may mar horaan ku sheegaan ku soo qabto waxa kale ku jili doona intaasun kuma dhigno waxa weeyaan Cabdullaahi Cabdi Laylan waxa aad kala arki doontaa waa abwaanadii ugu darnaa Maxamed Maxamuud waxa weeyaan Maxamed jaamaca waaba gaweeta ya salaam Maxamed darduud ayaa kugu xigi doona daahir samatar qaama maqna salaad aadan isaga maqli doonta waxa weeyaan ba careeya alla ilaahay waxa weeyaan isna Maxamed Axmed Shirwa Xasan Xaaji Xasan isna kaama maqna laakiin waxa weeyaan jilaha ugu dambeeya isna hadhow aad arki doontiin Cabdullaahi Diriye Xujo alla ya salaam Xujo halkan noo joogi doona qaybta maqalka musiiqada maxana ayaad maqli doontaa waxa weeyaan namada gitaarka liidka ka codka dheer ka gaaban
ka isagoo organka ku tumaya ka sixpamka adaa garan doona waxa weeye yuusuf cabdi xaaji maxamed xuseen cabdi wahliye xasan cabdi sheekh maxamed xaashi cabdiqaadir shire cabdirasaaq war makana kii gitarka liidka tumaya maya ka daawaaba qaaja laakiinse maxamed cabdi charles ayaa kaaga daran doona cabdiqaadir jile waate haddaba riwaayadani soomaaha tan aan ku tilmaamnay qarnigan gumaysigii jabhadaha qasaayee nooc kastoo gumaysigay ha ku quusto qisadan 77 ee hobolada horseed laakiinse tartiibsa ayuu leeyahay farsamo yaqaanka sharaf istulo sida waayonis yare goorma meelma iyo meeqana dukaanka carwada habka cusub inkastoo dhabankaaga iyo wajigaagu dhalaalo mar haddaanad dhisnayn ma dhammee quruxdaadu weli way dhiman tahay waxaanse kaa yar dhaliilay oo kaa dhiman haatan kabaha taakada dheer leh dhulka kaa kicinaya hadda laysku dhisayo dhadig iyo labood dhalintu ay wada boobtay ee lagu dheela ciyaarta soo kal baa kaa dhiman haatan orodoo ku dhaqaaq yaan la dhammaysan hortaada waxaa la soo dhigay xamar weyne dhexdiisa daarta kuraaji dalsuud dhinaceeda siyeeme marka aad kor u dhowrto tabeellahay ku dhigeen dukaanka carwada habka cusub iyagoo dhowr kala nooca oo lagu dheela cayaarta ayaa la soo dhigay haatan een yaan la dhammaysan hortaada wax yaroo aan yaro dhaafay iyana aan ku dhacsiiyo boorsooyin dhowr kala nooca jaakooyin aad u dhalaala funaanadaha dhaxameed dhaqso oo orodgaal dukaanka carwada habka cusub Ci si potrebbe anche chiedere a questo punto come fosse possibile sperare in qualche risultato quando al semi-di poco tempo prima lo stesso Mengistu aveva venomosamente negato l'esistenza di una nazione somala e garantito che comunque avrebbe spazzato dalla faccia della terra la Repubblica Democratica Somala. Non c'è del resto da meravigliarsi dato che l'Etiopia ha già rotto le relazioni diplomatiche con altri stati africani ed arabi come Sudan, Egitto, Tunisia, Siria, Iraq ed Arabia Saudita e ha raffreddato i rapporti con l'Italia e con gli Stati Uniti. Di chi sarà il prossimo turno? Non c'è chi non veda come questa folla politica della giunta sia in assoluto contrasto con quella delle Nazioni Unite, della Lega Araba e dell'OA e che hanno sempre cercato e cercano la concordia fra i popoli. Tenendo conto che Addis Abeba è la sede dell'OA, cosa succederà quando l'organizzazione convocherà tutti i suoi membri per una qualsiasi foro? È chiaro che molti non potranno più partecipare e che in tal modo verrà gravemente ostacolata l'opera dell'organizzazione. Questa è chiara conferma che coloro che da tempo chiedono il trasferimento della sede dell'OA ad altra capitale hanno sempre visto giusto. I nostri ascoltatori sanno ormai che il scopo ultimo di queste azioni etiopiche è l'internazionalizzazione del conflitto, nella speranza che si intervenga a suo favore. Come nei secoli passati essa possa ottenere gli aiuti e le benedizioni dei suoi protettori. Inoltre, in tal modo, si continua a confondere l'opinione pubblica interna
se non quella internazionale. Comunque questa rottura delle relazioni non rappresenta certo il modo di risolvere i problemi che, come giustamente ha dichiarato il presidente Siad, i problemi del Corno d'Africa possono essere risolti solo riconoscendo il diritto all'autodeterminazione dei popoli oppressi. Vi abbiamo letto il nostro commento di oggi. Amici ascoltatori, vi trasmettiamo ora l'intervista con il Francesco Antinucci, professore di psicolinguistica presso l'Università di Roma e membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano, e Francesco Agostini, docente di storia della lingua italiana presso l'Università di Roma e redattore lessicografico dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Entrambi si trovano in Somalia per svolgere ricerche sulla lingua somala nell'ambito della cooperazione tecnica italiana con l'Università Nazionale Somala, e siamo certi che un argomento così interessante sarà per voi una gradita sorpresa. Professore Antinucci, lei è qui con il suo collega Agostini per collaborare alle ricerche sulla nostra lingua, per il vocabolario e per tutto quello che è la preparazione dei nostri testi, per il miglioramento, proprio possiamo dire così, della nostra lingua. Ora, insomma, l'ho scritto, provoca senz'altro un cambiamento nella lingua stessa, e noi abbiamo proprio bisogno di grammatica, abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti, ma scusaci la curiosità, noi vorremmo proprio sapere come si fa a creare una grammatica somala, con tutte le diversità, con tutti i problemi che questo provoca, e poi come farei a trovare delle norme, delle regole, delle condizioni particolari che riguardano proprio la lingua, senza, non diciamo copiare, ma ispirarsi alle famigerate grammatiche della nostra gioventù. E in poche parole, come si fa a scrivere la grammatica della lingua somala? Ma il problema riguarda l'intera realtà della lingua somala, no? Il passo più grosso ovviamente in questo caso è stato fatto con la scrittura della lingua somala, la creazione dell'alfabeto e la scrittura che ha aperto le basi. Ovviamente è il passo solo iniziale di una politica linguistica, perché questa lingua deve essere resa flessibile, adatta a tutte le esigenze di una società come quella somala, cioè di una società che si va sviluppando. Ora, in questo campo, per rispondere a tante esigenze che si pongono nell'adozione di una lingua nazionale, a me sembra che la grammatica sia uno dei punti fondamentali. Ovviamente c'è il problema che diceva lei, cioè come scrivere una grammatica, come scrivere una grammatica somala della lingua somala. Ora, è un problema generale che non riguarda semplicemente la lingua somala. La maggior parte delle grammatiche che conosciamo, anche di altre lingue, sono grammatiche che sono state scritte impostandole secondo la vecchia tradizione grammaticale, che è quella della nostra grammatica scolastica, della nostra grammatica greca e latina, fondamentalmente. Ora, questo pone dei problemi, perché mentre quel tipo di grammatica è adeguata per la struttura delle lingue occidentali e delle nostre lingue, si rivela del tutto inadeguata, o molto inadeguata, nel caso di lingue diverse, di struttura diversa. Il somalo è anche uno dei casi in questione. La struttura della lingua somala è una struttura parecchio diversa da quella delle nostre lingue conosciute. Quindi, utilizzando questi concetti si finisce da una parte con dare un quadro distorto di quella che è la realtà della lingua somala, dall'altra con non esaurirne la ricchezza, con non presentarla nella giusta luce. Ora, il problema tecnico di come scrivere questa grammatica non è insolubile, in quanto esiste ormai in questi ultimi anni soprattutto esistono tradizioni di studi linguistici, di linguistica scientifica, che ha messo a punto delle tecniche e dei metodi per poter descrivere, ogni lingua nei suoi termini, cioè per poter descrivere scientificamente, per poter formulare scientificamente quelle che sono le caratteristiche strutturali di ciascuna lingua. Quindi direi il mezzo esiste e ha però un problema, cioè un mezzo tecnicamente sofisticato, difficile da adoperare.
richiede cioè studi, richiede lavoro e richiede persone preparate, specializzate in questo campo. Questo è il punto più importante, diciamo. Quindi direi che la risposta è positiva, è possibile senz'altro dare una grammatica sonora della lingua somala, ma bisogna passare attraverso una fase di preparazione. E per preparazione intendo soprattutto preparazione delle persone, cioè non si esce da questo problema, non si risolve questo problema portando dei specialisti, dei tecnici stranieri come siamo noi in questo paese, e dando a loro il compito di scriverla. Questo potrà risolvere i problemi limitatamente così, necessità più urgenti, dare una prima base, ma senz'altro non risolve tutti i problemi connessi alla politica linguistica e alle necessità che l'espansione della lingua richiede. Per questo motivo, secondo me, la cosa più importante è nel lavorare concretamente alla descrizione della grammatica del somalo è quella di formare dei tecnici, degli specialisti che siano somali, che si interessino della loro lingua, cioè di metterli in grado loro stessi di padroneggiare queste tecniche. E in parte è la linea su cui noi ci stiamo muovendo, quello che stiamo cercando di fare nella nostra collaborazione sia con l'Università Nazionale Somala, sia con l'Accademia di Cultura Somala. Noi cerchiamo di lavorare all'obiettivo della costruzione di una grammatica attraverso con l'aiuto, attraverso il lavoro di gruppo con i nostri colleghi somali, cercando cioè allo stesso tempo di fornire a loro i mezzi per poter far svolgere questo lavoro in proprio autonomamente. È un progetto lungo, si tratta di un lavoro appunto difficile, come dicevo prima, ma penso che sia l'unica strada per arrivare a quella che si potrebbe chiamare l'indipendenza anche culturale in questo campo, cioè in poche parole a far sì che il lavoro sul somalo in tutte le sue facce venga svolto poi dai somali effettivamente, venga fatto da loro. E questa volta tocca a lei. Il professore Antinucci ci ha dato una bella risposta. Adesso passiamo a un'altra difficoltà. Cioè, quando uno straniero va per imparare il somalo, si trova di fronte a un sacco di complicazioni, si disorienta, non riesce a capire molto bene quello che vuole o che cosa viene richiesto da lui. E poi quando comincia a parlare qualche cosa, e allora cominciano i guai perché ha bisogno di vocabolario. E la necessità del resto del vocabolario non è solo dello straniero, è dei somali, in qualunque lingua. Ma con quali criteri si farà questo vocabolario che tutti aspettiamo? Su quali basi? Come si può fare per renderlo accessibile, agibile a tutti? È una domanda un po' complessa, lo so, ma con molta chiarezza e con molta esattezza. Dunque, il problema del vocabolario somalo-italiano e di tutti i possibili vocabolari bilingui, cioè somalo-francese, somalo-inglese, somalo-tedesco, eccetera, rientra in un problema più generale, che è quello della lessicografia somala, considerata nel suo complesso. Il somalo è una lingua che ha ormai una sua tradizione scritta in tutti i campi della vita sociale, e la quantità dei testi scritti in lingua somala, giornali, periodici, libri scolastici e libri di argomento vario è veramente notevole, e tanto più se si pensa che l'adozione del nuovo alfabeto ufficiale risale soltanto a pochi anni or sono. Dunque il punto di partenza, direi, per la compilazione di un qualsiasi vocabolario deve essere necessariamente la raccolta, l'analisi di tutto il materiale finora pubblicato. Soltanto in questo modo si possono individuare e registrare i termini di recente introduzione e i significati nuovi che anche le parole appartenenti al lessico tradizionale hanno assunto in questi anni sotto la pressione delle nuove esigenze della lingua scritta, nei suoi vari usi, uso politico, letterario, scientifico, burocratico, eccetera. Per certi settori particolari, quali per esempio i testi letterari di tradizione orale, i canti, eccetera, bisognerebbe, io penso, intensificare la raccolta e la pubblicazione di materiali in modo da avere un quadro più completo possibile dei vari usi della lingua. Parallelamente io penso che si dovrebbe procedere all'approfondimento di tutti gli aspetti della lingua parlata tradizionale. Per questo una buona base di partenza è costituita senz'altro dall'eccellente lavoro di Yassin Kenadid, Kamus Kaf Somalica, pubblicato dall'Accademia di Cultura
somala. Una volta in possesso poi di uno schedario generale di tutte le parole somale reperite in questi materiali, con i loro vari significati, sia tradizionali che recenti, il problema dei dizionari bilingui e dei dizionari parziali, cioè dizionari tecnici, dizionari scolastici, per le varie esigenze dei vari livelli di istruzione, si pone in altri termini. Si tratta cioè a questo punto di individuare le parole più frequenti e quindi più comuni nei vari campi, e di definire da un lato il cosiddetto lessico fondamentale della lingua somala e dall'altro i vari lessici speciali. Per quanto riguarda in particolare il vocabolario somalo italiano e italiano somalo, noi vorremmo che esso fosse, entro i limiti possibili, uno strumento adatto a vari usi. Vorremmo cioè, per un verso, mettere in condizione un parlante italiano che conosca le strutture fondamentali della lingua somala, della grammatica, di poter leggere agevolmente un giornale, un testo di narrativa e anche, se è possibile, un testo poetico, anche se qui le difficoltà sono maggiori, perché la poesia di solito, in poesia si usa un linguaggio più arcaico e quindi contemplare anche questi usi è già più difficile. Per l'altro verso vorremmo porre in condizione un parlante somalo che conosca le strutture grammaticali della nostra lingua di poter leggere gli stessi tipi di testi che abbiamo già detto in italiano. Nello stesso tempo dovremmo tenere presenti le esigenze fondamentali della comunicazione parlata e quindi registrare anche tutti gli usi colloquiali più frequenti. E ora una domanda forse un po' imbarazzante che speriamo lei possa, come possiamo dire, che lei possa risponderci nella maniera più semplice possibile per i nostri ascoltatori. Il problema dei termini scientifici e anche di quelli che non sono scientifici ma che sono nuovi, che sono stati introdotti nella lingua somala. Che cosa sarà meglio fare? Lasciarli tali e quali? Trasformarli foneticamente? Tradurli? Perché onestamente oggi quando prendiamo un giornale somalo e vediamo i nomi di certi paesi adattati alla pronuncia somala, molte volte non riusciamo proprio a individuare che specie di paese sia. Dunque, per poter dare delle indicazioni concrete in questo delicato problema penso che si dovrebbe preliminarmente condurre una ricerca approfondita basata sui materiali scritti e orali che già abbiamo ricordato prima, per individuare le tendenze generali attualmente operanti nella lingua somala per quanto riguarda la formazione delle parole e l'adozione dei termini stranieri. Ogni lingua rivela ad un esame approfondito particolari attitudini verso un tipo di formazione o verso l'altro, attitudini che corrispondono molto spesso a attitudini psicologiche di una collettività. Queste attitudini vanno studiate accuratamente perché dalla corretta analisi di esse dipende in parte la probabilità che certi termini entrino nell'uso effettivo e si colleghino automaticamente in serie per affinità. Questo facilita notevolmente la stabilizzazione delle singole parole, cioè quando una parola si inserisce in una serie di altre parole e quindi costituisce un sistema. In linea generale mi sembra che attualmente la tendenza ad adattare foneticamente le parole straniere entrate in uso sia piuttosto evidente. Adattarle foneticamente, cioè adattarle al sistema fonetico del somalo, e non mi sembra una tendenza negativa, una tendenza da combattere, in quanto l'adattamento alle strutture fonetiche della lingua facilita la diffusione del termine con una pronuncia e una grafia omogenee. Nella lingua scritta mi sembra che prevalga invece la tendenza ad usare i cosiddetti calchi, cioè traduzioni con termini somali di concetti presi da altre lingue. Personalmente io non imposterei il problema in termini di accettazione o rifiuto della parola straniera. Tutte le lingue hanno sempre assunto parole o hanno dato parole ad altre lingue senza per questo perdere la loro identità sostanziale. È opinione comune tra gli studiosi che il lessico sia la componente meno caratterizzante della struttura di una lingua. La lingua inglese, ad esempio, ha un lessico in notevole parte di derivazione latina, ciò nonostante esso è classificato, la lingua inglese è classificata tra le lingue germaniche. Comunque io imposterei il problema piuttosto in termini di effettiva stabilizzazione di una nuova parola o di un nuovo significato. Guarderei cioè alle tendenze prevalenti. Quello che comunque credo che si dovrebbe evitare, specialmente in una fase delicata, di notevole slancio in avanti, come quello che attualmente sta attraversando la lingua somala, è la tendenza alla dispersione, cioè direi alla creazione di più tipi di formazione
per un unico concetto. Questo specialmente nel campo scientifico, dove non ci sono esigenze stilistiche, diciamo. Mi spiego con un esempio. In italiano abbiamo una serie di termini scientifici che indicano le varie discipline, termini che più o meno hanno dei corrispondenti in tutte le lingue, sono ormai quasi termini internazionali. Questi termini sono formati con l'elemento logia, che significa studio, è una parola come è noto di derivazione greca. Quindi abbiamo biologia, geologia, zoologia, lessicologia, eccetera. Questi termini costituiscono una serie aperta che può essere accresciuta in ogni momento e si sostengono reciprocamente all'interno del sistema lessicale. Cioè ogni volta che un parlante sente una parola che termina con questo elemento logia, capisce che si tratta di un nome dato a una disciplina. Poi si tratta di interpretare il primo elemento. Comunque appunto queste parole si sostengono l'una con l'altra all'interno di un sistema, costituiscono una serie lessicale. Ora, ad esempio, per lo stesso tipo di concetti, cioè per i nomi di discipline, per quanto riguarda il somalo, mi è capitato proprio in questi giorni di raccogliere su testi scritti 3 tipi di formazioni diverse. Uno, ad esempio, è un adattamento fonetico del termine internazionale, cioè quello di derivazione greca. Ad esempio, per biologia, ho trovato su un giornale biologia, scritto con grafia somala. O per un concetto analogo, cioè quello di geologia, ho trovato una formazione, accanto ho trovato anche geologia, ma ho trovato una formazione tipo barasciata dulca, cioè sarebbe conoscenza della terra. Comunque è un tipo di formazione già diverso, fatto con elementi della lingua somala. Per un concetto sempre dello stesso tipo, cioè quello di zoologia, ho trovato ilmica cola, scusate la pronuncia non sarà del tutto corretta, e quindi un altro tipo di formazione. Ora io non sono in condizione di misurare il grado di effettiva stabilizzazione di ciascuno dei 3 usi. Comunque mi sembra che la tale tendenza abbia un certo grado di dispersione e non faciliti il costituirsi di una serie omogenea. Cioè non so quale delle 3 soluzioni sia più soddisfacente, comunque se ne dovrebbe adottare una. Per concludere, insisterei comunque sulla necessità di studiare queste varie tendenze in atto per poter valutare poi con una certa scientificità i criteri ottimali per favorire l'espansione del lessico della lingua somala.
Qui parla Radio Mogadiscio, la voce della Repubblica Democratica Somala che trasmette sulla lunghezza d'onda di Metro 31. Fine della trasmissione. Seguirà ora un programma in